possiamo portare il gas perché... Rieccoci l'ultima parte del primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Domani dovete risintonizzare i televisori perché non saremo più sul 12 ma sul 19, tra poco la regia metterà, eccola qui la pagina con la grafica, 19 nel Veneto, 16 nel Trento, scusatemi, 15 a Bolzano, 14 nel Friuli Venezia Giulia. Per la copertura totale del Triveneto dovete risintonizzare per poterci rivedere. Detto questo, abbiamo sentito, stavamo parlando sotto l'aspetto economico, abbiamo parlato di tutto in questa trasmissione, dall'accoglienza, come abbiamo detto, di questi profughi, da quello che sta succedendo in Ucraina, e l'aspetto economico. Patrizio Bertì ha sentito, siamo in ritardo, come diceva l'assessore Marcato. Sì, siamo in ritardo, questo Paese non ha mai pensato a una politica energetica e quindi paghiamo tutte le conseguenze. Noi abbiamo sempre dipeso da altri paesi, quindi adesso è inutile farci tante domande, adesso questa è emergenza e quindi non abbiamo ancora aperto le centrali a carbone. Non so cosa aspettiamo. Aspettiamo che la Russia chiuda i rubinetti? Sì, però fermo un attimo, io vorrei, tutti i ragionamenti che lei fa sono constatabili, sono veritieri, però domani aumenta ancora la benzina, domani aumenta ancora il gas, domani aumenta ancora l'elettricità e tutto quello che sta succedendo nelle famiglie. Domani, nel fare quello che lei sta dicendo, ci vorrà del tempo. Per affrontare questa problematica che ridurrà il potere di acquisto di tutti gli italiani, sono andato a una messa, hanno tenuto anche il termo spento, ho preso anche il mezzo raffreddore ad andare a messa e poi fra l'altro. Volevo dirle, ecco, subito cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare subito? Allora, centrali a carbone devono essere accese. Ci vuole tempo? No, quelle vanno accese. E i metri cubi, 18 mesi possiamo elevare, ma se mai partiamo, mai avremo questo tipo di energia. Noi siamo dipendenti dagli altri. Se tu non hai uno che ti porta a casa da mangiare e non ti puoi muovere, tu muori di fame. Aspetti Bertì, io sono d'accordo con lei, però ci vogliono 18 mesi per fare le prime cose. Non abbiamo alternative, perché noi compriamo l'energia elettrica dalle centrali nucleari della Francia. Bertì, domani l'operaio che è a casa che prende 1.000 euro... Chiudiamo le nostre acciaierie, negozi, e resteremo al freddo, perché stanno già prevedendo anche dei blackout di corrente. Va bene, cosa succederà? Che lo chiedo a Pontelli, non rispondo. Ho capito tutto Bertì cosa vuole dire, però ci vuole tempo. Domani, quando arriva lo stipendio, quando arriva lo stipendio, quando arriva lo stipendio, Pontelli, arrivano 1.200 euro. Chi deve pagare corrente, acqua, luce e gas si trova un aumento del 40%, ha meno potere di acquisto. Lo Stato cosa deve fare in tempi rapidi, non fra 18 mesi? Togliere le accise alla benzina, tanto per dire una. Nell'immediatezza del momento bisognerebbe utilizzare il fiscal drag, termine che non viene utilizzato da nessuno. Fiscal drag praticamente sono quelle entrate fiscali legate all'aumento del valore nominale della base imponibile. In pratica, siccome l'IVA la calcoli, l'anno scorso cos'era 1,4, 1,6 il gasolio, l'IVA incassata veniva calcolata sull'1,4 €. Adesso incassata sui 2 euro l'IVA è aumentata. Solo l'anno scorso lo Stato ha incassato 7 miliardi in più solo col fiscal drag. Pensate a quello che incassa sull'energia elettrica o sul gas. Questi sono miliardi che devono essere ritornati immediatamente. Invece il primo nostro concorrente, la prima nostra causa di nostro disastro è lo Stato stesso, perché lo Stato sta facendo affari d'oro con l'imposizione dell'IVA sui prodotti che aumentano di prezzo. Primo. Secondo, noi veniamo da, come dicevo, semplificando, cosa deve fare? Deve ritornare immediatamente. Allora, il valore delle accise complessivo sui carburanti viaggia dai 24 a 26 miliardi. Poi ci sono quelli sugli oli minerali, sui vari oli lubrificanti. 24 miliardi. Tu hai 8 miliardi di questi qua che tu hai preso in più, 7 miliardi che hai preso in più nel 2021, che sono cash dei quali nessuno sa che fine facciano, e devi rimodulare le tue priorità. Allora, esempio, la riforma dell'IRPEF, che è la più schifosa riforma che abbia mai fatto un governo negli ultimi anni, che ha privilegiato solo ed esclusivamente i redditi dei 40.000 e 50.000 euro, che dovrebbero vergognarsi quelli del PD solo ad averla firmata come quelli della Lega, quindi è costato 8 miliardi e mezzo, bene, si annulla.
e si va a 16 miliardi, quindi mi faccia finire. Sì, lo faranno. Ma no, che non lo faranno. Allora lo stiamo parlando. Ma lei mi ha chiesto cosa dovremmo fare, io propongo qualcosa. Se poi gli altri non li fanno, è un problema loro. Non è più un problema economico di soldi, è che ci manca la materia prima. Questo è il vero problema. Allora, quando sento parlare dell'autonomia energetica, è un sogno che non esiste, perché non te lo dà. Noi sono 40 anni che finanziamo le fonti rinnovabili, 40 anni che paghiamo le bollette il doppio o il triplo di quello che è il consumo di elettricità e ci ritroviamo col 18% rinnovabile. Esatto. Abbiamo l'energia idroelettrica che è stata praticamente dismessa perché adesso si va con l'eolico. Abbiamo inserito nella Costituzione la salvaguardia dell'ambiente e vogliamo metterci le pale eoliche. Ma di che cosa ragioniamo? Esatto. Ma di che cosa stiamo ragionando? Io so solo, chiedo a voi che domani, Monsignor Brusagan, l'operaio prende 1.200 euro al mese e ha più soldi da spendere di gas, di benzina, di luce. E come farà a affrontarlo? Ho capito lo Stato cosa deve fare. E la carenza di materie prime, Giorgio, perché questa mattina la Progest, che è la più grande azienda, una delle più grandi aziende che produce cartone, Amazon consegna tutto a cartone, ha chiuso gli stabilimenti, 6 stabilimenti, 6, non 1, 6, perché non è più economico produrre. Questo al grandissimo Draghi qualcosa arriva? O stiamo parlando di persone che non valgono nulla? Perché se questo governo accetta che le aziende chiudano e oggi a pagina 9 del Sole 24 Ore il ministro si stanno cercando nuovi fondi per la rigenerazione urbana, ma vi sembra possibile che in momento di guerra ci siano delle persone che pensano alla rigenerazione urbana quando siamo in guerra? Come diceva giustamente lei, c'è la gente che ha delle bollette che dovrà per forza mangiare di meno nel 2022 e questi ragionano sulla rigenerazione urbana. Le stalle sono vuote. Che è stata bocciata dalla Ragioneria di Stato. Avete ragione, Don Tommaso e Monsignor Brusagan. Ovviamente delle persone verranno anche a chiedere, ovviamente saranno più povere, verranno a chiederle anche alla Chiesa, verranno a chiedere alla comunità che sono in difficoltà al giorno d'oggi ancora più di ieri. Ma noi veniamo da 2 anni in cui la povertà è aumentata in maniera vertiginosa, c'è la Caritas, Sant'Egidio, abbiamo constatato in tutta Italia un aumento della povertà e delle richieste d'aiuto quasi del 50%. Allora siamo di fronte ad una nuova prova che dobbiamo affrontare. Io parlo dal punto di vista nostro, della Chiesa. Sì, ho capito che bisogna pregare, ma alla fine bisogna mangiare. No, loro danno aiuto, intendevano in quel senso. Diceva magari poi ci dicono che bisogna pregare, preghiamo noi tutti. Posso aggiungere una piccola cosa? No, volevo sentire, poi vengo a portare, volevo sentire sia Don Tommaso sia anche il Monsignor Brusagan. Però se state terminando il concetto. No, è così, c'è bisogno di più generosità e siamo tutti chiamati, così come c'è stata grande solidarietà e ci sarà di fronte all'emergenza profughi, e così siamo chiamati ad un surplus di solidarietà oggi, in cui chi ha dia. Ecco, mi aggancio a questo proprio, chi ha dia. Non solo sul piano della solidarietà volontaristica, ma della giustizia sociale. Certo. Perché questo è il momento in cui dobbiamo guardarci in faccia. È aumentata la disuguaglianza. Quelli che ci rimettono di più sono i piccoli lavoratori, mentre chi ce li aveva ne ha di più, perché hanno esportato i capitali all'estero, perché hanno interessi o altre modalità attraverso persone di capacità interpretativa del momento, mentre la povera gente è suddita del reddito mensile. Allora, io so che faccio un discorso, ripensare le tasse, ripensare il catasto famoso, ricominciare a dire cose che sono scomode e per ultimo anche renderci conto che c'è una qualità di vita che non possiamo permetterci, per cui se il prete di quella chiesa ha chiuso il riscaldamento dobbiamo cominciare tutti, perché loro sono in guerra. Quanto freddo ho preso? Meglio. Ti mantiene giovane? No, sto scherzando, no, sì. Era fredda davvero, però capisco. Ma io vedo che i miei giovani vengono in chiesa e si levano il cappotto. Bisogna essere giovani per sentire. No, ma voglio dire,
Noi siamo abituati a condizioni di vita in cui, come dire, quando entri in una casa levi il cappotto, così vengono anche in chiesa. Quando sarà freddo si terranno il cappotto. Tutto giusto. Cioè, però adesso, a parte... non possiamo annullare tutti i vantaggi della nostra società d'amblè perché gli altri stanno male, perché questi sono stati sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, i nostri nonni. Io parlo da figlio di un esule perché la mia famiglia venne da Zara quando Zara era italiana, quindi trovo veramente inutile parlare dei sacrifici. Se posso concludere una cosa, volevo finire, poi vengo. Noi dobbiamo essere portare loro al nostro livello, non abbassare il nostro. La sfida non è abbassare il nostro per stare tutti quanti male, la sfida è per cercare di stare tutti quanti bene, perché se noi oggi... Però quello che diciamo, signor, forse stiamo troppo bene. Troppo bene cosa vuol dire? Vuol dire che tante cose che noi ci hanno abituato i grandi finanzieri che abbiamo fatto non è la finanza che ci ha abituato. Ne spiego tramite ovviamente non dalle proprie possibilità ma dai prestiti, dalle banche, da tutti i giochi che hanno fatto, ci hanno indotto a fare una vita superiore a quello che noi potevamo realmente fare e comunque potevamo farla bene ugualmente. Io penso che di non essere contro quello che tu dici, che lei dice, ma ecco, io credo di essere più che favorevole al progresso. Solo che eravamo abituati a un progresso che era progresso di per sé autonomo. Ecco che lei dice dobbiamo educarci a custodire i valori e a costruirlo il progresso. Seconda cosa, non possono pagare solo i poveri. Questo è perché oggi non è vero che paghiamo tutti allo stesso modo, perché il piccolo negozietto paga quello che l'Amazon non paga. Questo è un discorso sull'equità fiscale, le posso dare ragione. Quindi bisogna vedere... Però io le do ragione, però si ricordi che l'economia basata sull'equità della spesa pubblica ridistributiva ha portato il nostro paese in 30 anni a perdere 3,4% e la Germania ad aumentare il proprio reddito disponibile dei cittadini del 34,7%, quindi è stato un fallimento clamoroso quello di pensare nella redistribuzione della spesa pubblica. Questo è il discorso di base, perché ricordiamoci che di quei 200, di tutta la spesa pubblica, 200, cito giustamente un istituto della mia città, CGA di Mestre, dice che sono 200 miliardi che vanno spesi male, per cui il lavoro dovrebbe essere quello di cominciare a spendere bene, quindi trovare delle persone capaci. Come sono l'uno e l'altro. Mi scrivono chiudere, ditemi Pontelli e Bertin. Da domani aumenteranno ancora di più le bollette per via di questa maledetta guerra. Cosa deve fare lo Stato italiano in modo tale che quantomeno il potere d'acquisto degli operai, delle persone che hanno uno stipendio normale sia equivalente a quello che era ieri, perché santo Dio se li toglie anche quello. Il fiscale è una vita che ormai chiediamo di lasciare più soldi in tasca anche ai nostri collaboratori, ma questa è una vita e siamo sempre all'ennesimo problema. Però questa volta la botta è dura. Ma quello che ti dicevo, guarda che stavolta veramente sarà dura e noi dovremo chiudere le nostre attività 2 giorni, 3 giorni alla settimana, perché nella mia azienda io prima pagavo 3.000-3.500 euro di corrente, adesso ne pago 9.000-9.700 euro. Questa bolletta non so quanto arriverà. Chiaramente come faccio a pagare una cifra così? È tutto giusto. Come faccio io a fare Io faccio i bilanci, li faccio prima, quando vendo il prodotto so quanto mi costa e lo vendo. E mi arriva la bolletta dopo un mese e io sono in perdita, costantemente in perdita. E quindi lo Stato cosa deve fare rapidamente? Perché lo Stato deve intervenire rapidamente. Deve intervenire, deve utilizzare le finanze straordinarie che il fiscal drag gli ha dato, per esempio, rimodulare tutte le proprie priorità, per cui lasciar perdere tutte quelle che sono, sento ancora a parlare di transizione energetica, per carità di Dio. Elon Musk, che è titolare di Tesla, ha detto l'altro giorno, mio malgrado devo ammettere, che adesso dobbiamo puntare sul gas e sul petrolio. Questi sono i momenti di emergenza, per cui utilizzare finanza straordinaria che lo Stato ha già incassato, per esempio il miliardo che lui deve prendere per quanto riguarda ho capito, ma qualche luminare politico ha questa No, ma assolutamente no. Stanno lavorando sull'idrogeno, perché ma l'idrogeno sarà a medio e lungo termine. Però anche lì stanno... ma è domani che hanno bisogno. Tu hai domani, Patrizio, a lei domani arriva la bolletta 9.000 euro invece che 3.000. Domani pensano alla rigenerazione urbana. Allora lo Stato deve
per quello che sta dicendo Pontelli, che è un profondo conoscitore, deve dare un contributo alle aziende soprattutto e anche alle persone, perché davvero succede una guerra. Sì, ma non la possiamo guerra mica... succede Lo dicono da tanti anni, non succederà nessuna guerra, la gente andrà semplicemente più in miseria, andranno più ad appoggiarsi ai famosi network familiari, perché gli italiani non vanno, non protestano, loro lo sanno e questa è la forza del governo. In Francia non è capitato, in Francia sono andati quando è stato il Sì, ma la Francia, perdonami, la Francia ha messo una legge sulla base della quale gli aumenti delle bollette non possono essere superiori al 4%. Noi perché non lo facciamo? Perché non vogliamo penalizzare l'ENI, perché l'ENI è partecipata dallo Stato. La Olga devo chiudere, la Olga che ha chiesto la parola, poi devo chiudere. Sì, io volevo, se mi permettete, dire che le bollette alte sono arrivate dall'inizio dell'anno. Cioè che non diamo adesso colpa solo alla guerra. No, è un fenomeno che dura da un anno. È da un anno che dura. Le bollette sono aumentate da un anno. Dopo questa guerra aumenteranno ancora di più. Certo, aumenterà, però non è un... Però posso dire l'ultima cosa? Se ti ricordi, 3 o 4 settimane fa ci eravamo trovati e si parlava e c'era una contrapposizione politica tra me e gli altri esponenti sul boom economico. Te lo ricordi o no? Siamo in boom economico ed era a fine gennaio, della guerra neanche se ne parlava, grazie a Dio, e purtroppo ci siamo finiti dentro. Bene, io dicevo, guardate che è tutta una fuffa, questa, non siamo in boom economico. No, non è vero, adesso è arrivata questa mattina la rilevazione dell'Istat del mese di gennaio, la produzione industriale è calata al 3,4%. Ora, ho ragione io che lo dicevo da mesi o Brunetta? Lei, le spiego, Pontelli, in questo caso ha voluto togliersi quel sassolino. Esattamente, perché non ne posso più. Io non volevo entrare nel merito, lei è riuscito comunque a toglierlo in maniera impeccabile, togliendo la parola a Olga che l'abbiamo interrotta nel concetto, volevo dire qualcos'altro perché le bollette sono aumentate da molto prima. Avrei voluto dire tante cose ancora, ma stiamo chiudendo. Guardi, se vuole aggiungere qualcosa glielo do sicuramente, prego. E il mio appello va sempre, ognuno parla di casa propria, no? Io vi ringrazio, sono in Italia e sono contenta, sono integrata e mi piace, mi sento Italia come secondo paese per me, come se fosse la mia patria, la mia seconda patria, però il mio pensiero adesso logicamente va alla mia patria, all'Ucraina, e voglio rivolgermi ai potenti, ai politici, se qualcuno mi sente, se qualcuno può aiutare, se qualcuno può aiutare, aiutateci a fermare la guerra, perché noi parliamo di soldi, di bollette, di lavoro, però la vita, cioè tutto questo si riesce a recuperare. La vita umana, quella mamma non avrà più fra le braccia il proprio figlio. Io penso che il dolore più straziante che si possa avere è perdere il proprio figlio così in guerra. È questo che chiedo. Va bene, è stato un appello, credo che sia e sarà sicuramente accolto, augurandoci che ciò che venga fatto. Ovviamente ci sono tutti i motivi per cui lei abbia ragione di fare questa richiesta. Saluto Monsignor Giovanni Busegan, grazie, è stato con noi. Grazie. Saluto Olga Ostapuk. Va bene. Ho sempre chiamata Olga, quindi non l'ho più ricordata. Comunque della comunità ucraina di Padova, grazie di essere qui e ha dato davvero un segnale molto importante alla comunità ucraina che c'è qui e anche alle esigenze che ovviamente il popolo ha di quello che sta accadendo. Grazie a Don Tommaso Pocher della comunità di Sant'Egidio, grazie a Francesco Pontelli, economista, grazie a Patrizio Bertì, presidente Confcommercio Veneto Ascom Padova, grazie a tutti di essere stati qui con noi. Vi ricordo di cambiare il canale domani, scusate se l'ho ripetuto ma è l'ultimo giorno, così da domani magari nessuno ci vede sul 12, ci vedrà sul 19 in Veneto, 16 Trento, 15 Bolzano, 14 Friuli. Però prima di chiudere chiedo alla regia se rimettiamo quel pezzo iniziale con la canzone che parla della guerra di Generale e delle immagini che avete visto che sono sicuramente toccanti. Buonanotte, grazie a tutti di essere intervenuti, buonanotte. Generale, dietro la collina ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti a
al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, fra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.